Grazie, grazie a voi. Il nuovo questore di Venezia, Gaetano Bonaccorso, in visita alla redazione di Venezia Mestre di Antenna 3, dove ha incontrato il direttore di Media Nord-Est Luigi Bacialli, i giornalisti e i tecnici. Il vincolo fiduciario che lega i cittadini alle forze dell'ordine si rafforza anche attraverso quel rapporto di comunicazione quotidiana tramite gli organi di informazione. Entrato in polizia nell'87, Bonaccorso ha operato nelle questure di Palermo, Messina e Genova, prima di diventare nel 2011 vicario del questore di Padova e dal novembre 2020 questore di Pisa. A Venezia ha sostituito Maurizio Masciopinto, divenuto nel frattempo prefetto. Una realtà che certamente ha bisogno di un'attività di contrasto, soprattutto in alcune zone, che sono zone dove vi è particolare presenza di attività criminali, soprattutto di attività criminali di tipo diffuso, predatorio. Certamente la presenza di stupefacenti che è particolarmente diffusa in alcune aree, e su quelle aree stiamo concentrando una maggiore azione, una maggiore presenza. Lo spaccio di stupefacenti è tra i grandi problemi del veneziano, accanto ad una pianificazione che garantisca una presenza il più diffusa possibile delle forze dell'ordine. Nell'ultimo periodo si sono intensificati gli interventi coordinati dalla questura con tutte le forze di polizia. Accanto a queste operazioni se ne affiancano altre meno visibili. Un'attività di analisi investigativa per individuare i soggetti che realmente determinano un'alterazione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico di quella porzione di territorio, e cercare di mirare gli strumenti che si hanno a disposizione, soprattutto con riferimento a quei soggetti che emergono da questa attività.